Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo ora la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Incominciamo con il canto Vi darò un cuore nuovo che troviamo al numero 122. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Consapevoli che il Signore è venuto a cercare i peccatori, gli ammalati, per poterli ricondurre a Lui, fiduciosi ci apprestiamo a celebrare questa Eucaristia chiedendo il suo aiuto e il suo perdono. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guarda con paterna bontà la nostra debolezza e stendi la tua mano potente a nostra protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e vive regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente, le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade perché siano popolate. Se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerabile il giorno sacro al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari e di contrattare, allora troverai la delizia nel Signore
Io ti farò montare sulle alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe, tuo padre, perché la bocca del Signore ha parlato. Parola di Dio. Mostrami, Signore, la tua via. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te confida. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Gloria e Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e le seguò. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era un folla numeroso di pubblicani e dell'altra gente che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. Parola del Signore. Il libro del profeta Isaia che abbiamo ascoltato ci propone una serie di una serie di ipotesi, che possiamo però tranquillamente riassumere con questa ipotesi: se smettiamo di considerarsi il centro del mondo, ma parte del mondo, ecco che allora la strada che il Signore ci pone davanti diventa liscia e spianata, diventa segno e testimonianza. Se non sono più io il centro del mondo che pretende, che vuole, che cerca, che si impone, ma mi accorgo che non sono solo, c'è un fratello accanto a me e ha bisogno delle mie qualità, delle mie doti, e quindi mi metto a disposizione, ecco che il regno di Dio diventa veramente ricco, perché non è un solitario, ma è un popolo che raggiunge la gloria del regno dei cieli. Con questa consapevolezza allora possiamo comprendere che il Signore appunto non è venuto per i sani, ma per gli ammalati, non è per i giusti, ma per i peccatori. Ci chiede però anche un po' di pazienza, quella sana pazienza di saper accogliere una situazione e saperla prendere al volo e non sempre trovare qualcosa che non funziona. Sempre parlando di medici, provo a fare un esempio concreto.
Immagino che anche a voi sia capitato di fare la fila davanti al dottore. Per quanto prima si cerchi di arrivare, c'è sempre qualcuno che è arrivato prima di me. E delle volte bisogna aspettare dei tempi lunghi. E allora nasce il brontolamento: ma io ho cose da fare, ma è possibile, ma è la mala sanità e tutto quanto. Poi magari arriviamo finalmente a fare la visita e il dottore con 2 parole ci liquida, e allora siamo anche arrabbiati perché ha fatto troppo presto, perché noi avremmo avuto diritto di stare dentro tanto quanto quello prima di me. E c'è sempre qualcosa che non va, e che se invece cogliamo quell'occasione, quella pausa che forse è forzata, ma invece che viverla con risentimento, con tensione, con cattiveria, proviamo a cogliere che forse l'altro è veramente più ammalato di me, forse l'altro veramente ha più bisogno dell'attenzione, forse l'altro veramente ha bisogno anche del mio sostegno. Ecco, come dicevo, quando mi accorgo che non sono io il centro del mondo, ma sono parte del mondo, ecco che allora tutti insieme possiamo arrivare alla gloria del regno di Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché tutti i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo, sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda al Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della tua risurrezione, di Antonio, Maria, Rita, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dalle parole del Vangelo e dall'insegnamento di Gesù, fiduciosi ci rivolgiamo a Dio dicendo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sei degno di partecipare alla mensa,
Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Pane del cielo sei tu, Gesù. Preghiamo. Nella tua bontà soccorri, o Signore, questo popolo che ha partecipato ai santi misteri, perché non sia sopraffatto dai pericoli, che si affida alla tua protezione. Per Cristo nostro Signore. O Dio, tu hai voluto Maria, Madre del Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della tua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Madre, io vorrei. Ascoltare da te quello che pensavi.
m'aspettavi non era per te. Ave Maria, Ave Io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui. Quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Spirito Santo,